Ciao a you, questo è il primo video del 2019. Buon anno a tutti quanti. Avete risposto pure al sondaggio, volevano un tutorial in napoletano. E qua stiamo. Volevo fare un bello smoothie oggi, perché tra un po' già a mangiare con marito, già a mangiare un bello sushi. E di solito diceva da non mi trucco, però volevo fare proprio un bello smokey marrone oggi, quindi non già riuscito a parlare italiano. Ho già accattato questa palette di Pat quando sono stata a New York, però non l'ho già praticamente mai usata, quindi la volevo proprio provare, cioè l'ho già provato con voto, per carità, con colore, così, poca coppa, però non è che ho già fatto proprio un trucco bello chini, quindi mo vado a fare con questo. Faccio sto un po' meglio, però fino a mo sentivo un sacco di freddo, tenevo una rossa rossa, già aspettando un po' prima di filmare, mo va un po' meglio. Allora parto con fondotinta, faccio solo il fondotinta, il correttore lo faccio a roppa perché oggi fa l'occhio pesante. Questo qua è di Nars, si può dire in napoletano, si chiama... ah già, il nome in inglese, vabbè, non ce ne foto come si chiama, comunque è una peciolina chiara che va buona per me. E lo sbattere poco perché i fondotinta si sbattono sempre poco, così si mescolano in formula e lo mettono poco in coppa a mano. Questo già è assai in verità, però. Lo piglio con rito e mi mettono poco così. Ah, ma come è fresco perché mo sento capra. Bello. Comunque, si mette più assai in mezzo alla faccia, poi piglio la spugnetta umida e in gas arrangia più assai colore e prodotto e poi tira a Roma serve più poco. Hai da proprio in casa buona Roma serve a comigliare più assai. Un naso è rosso, quindi in casa assai. Allora, qua per esempio è troppo assai, quindi vado con questo lato della spugnetta più pulita e lo porto a basso, io così si leva. Coppa a fronte non è che c'ho chissà quante, cioè basta poco, giusto una tarata. Tanto non è, a meno che entri da fronte rossa per dire. E invece in coppa una sai in casa più assai, almeno si unito rosso come mi fa mezzo fritto. Che le che rimane in coppa a spugnetta, io vado in coppa all'occhio perché mi fanno poco una base. Non mi serve a mettere un primer, mi serve qualcosa di azzeccoso e leggermente colorato, quindi non è che vado a pigliare un primer perché non ne sopporto. Generalmente i primer sono troppo asciutti per me e non ce la faccio perché non riesco a stendere manco prodotto. Invece quando mettono pochi fondotinta o pochi correttori, il prodotto che paga a mettere a coppa praticamente si azzecca bello. A questo punto potremmo cominciare l'occhio. Piglio un pannello bello chiatte e morbide. In realtà non è che ci sta chissà quale colore base, però questo qua... No, facciamo che mettiamo questo qua luminoso, questo qua. È proprio brillantinato, come base sai qualcosa di matte, però per una volta non fa niente. Magari era pure un po' di luminosità. Che mi serve solo per dire un po' più facile a sfumare up. Vado pure a qua, levo sempre un po' questi righini che si fanno quando ci metto il prodotto in coppa all'occhio cremoso e poi vado con questa base che praticamente mo è una sorta di champagne, un po' che champagne, o come dicessimo noi, non lo so come se stai dicendo napoletano champagne, comunque si capisce, penso che champagne già è abbastanza napoletano. Ma così, bello, Poi vado a pigliare un pennello un po' meno chiatto, però comunque abbastanza morbido, questo qua è Mulak, e piglio questo colore beige qua, coppa tutto l'occhio, lo stesso colore coppa tutto l'occhio. Da venire un occhio tipo marroncino, così, becioline marroncine. Speriamo. Allora, secondo me a qua mi sta piacendo più assai come sta a venire, quindi mo fornisco fa questo cucchiaio a congelato. A sto punto piglio un pannello pulito che mi aiuta a luare un po' sporco per torno, E vedete, viene tanto bello. Una cosa proprio. Allora pulizzo un po' qua all'interno dell'occhio perché è un po' troppo marrone. Buona che troppo mangia passa pure il correttore, quindi non è un problema, però. Allora vado a scurire un po' più assai che sta qua,
in. Diciamo che comunque a base è luminoso, non la faccio più perché non mi piace, però insomma già parato. Perché una matita per lui più o meno color caffè, cioè tipo ad essere un marrone bello intenso. E che sta qua che pigli di MAC e la vado a mettere un po' a base dell'occhio, giusto per dare un po' di intensità. Mo va sotto, però prima di fare sfumatura sotto mi metto un po' di correttore e mi piglio questo qua, un cancelletta i Maybelline, una ponte, come al solito la stessa cosa sul fondotinta. A qua praticamente hai tangasano poco e man mano che gli verso l'esterno hai da lui. Un gas, tiro tiro. Un gas, tiro tiro. A mo' che a fissare prima che succeda un bordello. Piglio il pennello tipo così, bello abbastanza a ponte, si ottenete. Ah, se no va buono pure una così, insomma, una per la cipria, vedete voi, come vi trovate meglio. Ci metto un po' di cipria e la passo prima all'occhio, prima che si fanno le righe, e poi attorno al naso, e attorno alla bocca, questa se parte che già fissa più assai. Poi sinceramente a Vierna, visto che fa pure freddo, specialmente qua a Milano, io mi sto asciugando, io sinceramente a Vierna ci passo in mezzo alla faccia e poi basta. Ah, sotto vado direttamente con un marrone. Però prima di fare con l'ombretto, vado prima con la matita, così mi faccio bene una base che si azzecca roba, capito? Perché la matita azzecca. Poi, mo vado a piano pennello pezzeril e praticamente ha da essere azzeccoso, cioè piatto, non ha da essere morbido, troppo morbido o grosso, ha da essere pezzeril. E faccio un po' di sfumatura a raggio misa la matita e mo, sempre con questo pennello, lo vado a mettere in due marrone che mi ho usato un po' all'occhio e lo passo sotto. Barito o no? Se mo essa messo sull'ombretto, non si azzeccava. Quindi se voi mettete la matita, che l'ombretto si azzecca. È come quando facete il torto. Vi mettete burro e base e la roba, la farina si azzecca. Allora vado a sfumare un po' qua con il pennello pulito, senza pigliare quella che abbiamo usato fino a mo', a così non facete un casino. E poi sempre con questo pennello, non sono sicuro, però sì. No, allora, sì, sempre con questo pennello che ce ne fotte. Sempre con questo pennello vado a sfumare sotto così. Sfumiamo pure qua. E poi lo faccio pure senza guardare in due specchi, perché mi serve praticamente che ci guarda giro e poi sfumo così. Un po' a sentimento. Mi metto un mascara, matita dall'occhio e mi ha fornuto. Prima di fare questo, mi piglio questa palette qua. È una palette di prodotti azzeccosi, in crema. Mo, se non dite questo potete pigliare pure la roba in polvere, non è che fa chissà quella differenza, però siccome mi sono tenuta la pelle secca e non mi sa cipria qua, allora vado con questa roba cremosa e vado a fare un po' i chiaroscuri, contouring, come volete chiamare, sembra la stessa cosa, con un pennello abbastanza cicciotto e grosso e lo metto qua, giusto per fare più secca, capito? A questo serve il contouring, voi pensavano che serviva per fare più secca. Non ne ho bisogno. Come non c'è bisogno? Era per festa tutto quando avevamo bisogno, mo. Poi vado a passare poco. A buone che già quando ci metti i capelli a coppa, già diventa più secca la faccia, capito? Però, poco qua. E al massimo ne poco qua vicino alla fronte, vicino ai capelli, vicino all'attaccatura dei capelli, dai. Non gli mai troppo a rete perché sennò faccio la macchia. Gli vicino all'attaccatura dei capelli qua, gli pure clean dei capelli. Ma giusto da poco. Tanto pure se tende i capelli che fa, voi facete lo shampoo, no?
Faciti tezzuso. Allora, tu cosa a posto, ma sto naso rossino pozzo fresco. Quindi, che faccio? Vado a pigliare un po' di correttore, giusto un po' a ponte qua, questo è come il trucco Instagram quando ci mettono o lucido un colpo naso. Allora, un po' a tamponare, un gas, ok? L'ho ingasato. E mo subito ci vado a mettere a ciprio, Ma così si blocca. Purché hai da ingasare, non ti fa così perché sennò lo vado che ci sta sotto. Gas in gas. E can, non è più rosso. Giusto per fare un po' che sta più scura, pigli questa cosa qua, questa paletta qua, che sta qua è cattivo in ma comunque voi potete pigliare qualsiasi pover, bronzer che le cattenite, insomma. E pigli un pannello un po' più grosso e un po' che passa un po' che coppa. A così, come al solito, come va già detto già per l'occhio, a povera s'azzecca coppa la crema. S'azzecca. O piega cinque. Invece cade, mi raccomando, pigliate le ciglia, non tirate. Hai da soltanto in casa, non da tirare. Quando tirate, sbagliate e vedrete tutte le ciglia. E la roba ci va la mano di per far crescere. Quindi ingasate soltanto, ingasate. O se no, se non volete ingasare, non usate proprio niente. Se non siete sicuri. E poi ci vado a mettere subito un mascara. Un rimmello, come volete dire. Bello, nero adesso. A me piace assai nero perché è proprio, specialmente con l'occhio chiaro, ma in realtà con tutti i tipi di occhi. È proprio una cosa. Pure sotto hai da mettere un mascara, mi raccomando. La sotto così. Mo questo lo faccio asciuttare un po' e poi ci faccio una seconda passata, almeno la coppa. Ma giusto 15 secondi, perché sennò se si arriva a seccare non potete fare più niente. Mo a così mi piace, però secondo me la matita rende deve essere un po' più bella. Che la stacca non è fatta per gli all'interno, però mi piace il colore, quindi insisto un poco. A così bene farò colore perché è un poco asciutto. Poco meglio. Ok, ci si fa buona così. Mo, io non è che voglio mettere proprio l'illuminante perché con questo tipo di trucco mi piace che sta tutto concentrato un po' all'occhio. Quindi vado a pigliare una cipria che è leggermente più, diciamo, un po' più luminosa, un po' più scintillante. Voi se tenete l'illuminante potete usare pure l'illuminante, non c'è stato problema. Piglio un pannello un po' pezzerino, che sto qua è in abile, è fatto apposta per l'illuminante, ma se non tenete potete pigliare pure un altro pannello, non c'è stato problema. Tipo pure per quelli per l'occhio vanno buoni. E mo paga a passare a mocca, ma pare assai. Mo però che paga a sfumare, no? Si perde quasi tutte cose, Una ponte, quello che rimane qua, pure un coppo pondoronato, che un coppo, la coppa a tutto. Non tanto un coppo a ponte, perché io se mi metto un coppo a ponte, non su serio va. Invece qua, a Germania, poco poco. Allora, un coppo mousse, facciamo prima un russetto. Allora io di solito che faccio? Faccio prima un russetto e poi un fardo, perché un fardo mi è apparato con il russetto. Allora se vedo il russetto che colore è, saccio che fardo ha già pigliato. Allora mo faccio prima un mousse, vado a mettere un po' di matite, perché faccio un mousse un po' mattone, no? Faccio un mousse un po' più grosso, quindi escono un po' fuori. Veramente sta matita è un po' più rosica che mi aspettavo, quindi vado un po' a passare un fazzoletto, così si levano un po' di colore. Non so se si voglia chissà che sta, mi sa che pigli più scuro io. Allora, siccome non voglio lucido, proprio non ho intenzione di fare lucido, pure perché poi se faccio di lucido si vede che si lascia fuori la matita, no? Allora va a calare un po' di colore. Allora, sentite, ci ho già provato, ma messo colore non mi piace proprio, quindi mi va a calare. Cioè, non mi piace come sta questo trucco. Ma che mettere chissà senza la matita che stessa essere un po' più mattone. Oi, il canno, Pure chi fa che sembra un po' tamponare, per lo un po' di colore, pure un po' di lucido.
Come è bella, una cosa però... E mo ci vado a mettere un po' di farde leggere, un po' di farde naturali, ricimia. Vado a pigliare questo qua. Ci passo il pannello rosso per cercare come ho trovato voi. Vado a un po' zigma. Poi si volete proprio completare, giusto per mescolare un po' tutte cose, per fare un po' tutte cose più luminose, allora basta che vi spruzzate un po' uno spruzzo per la faccia, diciamo, che là tipo MAC, io sto usando questo qua, ma comunque va buono qualsiasi cosa, va buono pure l'acqua termale in realtà. Mi piglio varie fazzolette, giusto per non mi sporcare, per non mi imbonare i capelli, perché tengo i capelli ricci, si mi imbonano così e fornuto proprio. Poi io vado più assai gelato perché tanto centrale non è che mi interessa che sta tutto luminoso qua, eh? Oddio, siamo arrivati alla fine di sto video. Come per me video del 2019 sinceramente non mi aspettavo, però oggi ci mi sono divertiti, spero che vi siate divertiti pure voi. Pure perché parlando napoletano penso che insomma viene pure un po' più divertente, no? Spero che vi piace e spero che ci vediamo al prossimo video. Va mano un bacione rosso. Mua! Ah, e comunque, come diceva Sofia Loren quando ci hanno chiesto ma lei è italiana? E sa risposta no, io sono napoletano, è diverso. E chi è napoletano non può capire. Ci vediamo alla prossima. Mua, un bacione. Ciao, aiu. Già mi viene da ridere a me. Vabbè. Quindi... Direi anche una parola in inglese, più o meno. come già dice, smoky come la già dice. Come lo chiami tu lo smoky? A dice... Volevo fare un bello sfumato. Che è lo sfumato? Non posso dire sfumato, mo, ja. Ho visto. Mezzo volta. Mezza faccia. Però, mi sono scusato per il parole napoletano. Ma no, mi sta a dire qualcosa in qua.